Luigino Marchesini, Consorzio Pescatori Scardovari, e voi siete in prima linea in questa battaglia con il granchio blu. Come è messa la battaglia? La state vincendo? State soccombendo? No, è una battaglia secondo me molto lunga perché già i dati di oggi sono preoccupanti perché tutti quanti, Laguna di Canaria ha 18 persone che pescano, quindi è completamente chiusa da 400. Sacca di Scardovari ci sono ormai 1200-1300 quote e siamo anche lì ad esaurimento scorte, quindi vuol dire che è rimasta solo quella poca vongola che è rimasta grossa, perché sia quella piccola che quella mezzana è stata completamente depredata. Stessa cosa anche qua in Laguna di Barbamarco, quindi da settembre-ottobre sarà veramente una crisi enorme per il consorzio e soprattutto per i pescatori. Quando si dice che diventerà una risorsa, in che percentuale è commercializzabile il granchio blu? Ci dicevano percentuali bassissime. Sono percentuali bassissime anche perché la cultura italiana non è ancora preparata per questo granchio e naturalmente non può assolutamente sostituire né la cozza né la vongola, perché noi siamo strutturati, il consorzio è strutturato e anche i pescatori sono strutturati per la cattura della vongola verace o la pesca della vongola verace e della cozza, quindi una parte potrebbe essere anche commercializzata, che la facciamo già in questo mese e mezzo, però è una piccolissima percentuale. Non abbiamo la cultura italiana ancora il piatto che può essere messo a sostituire soprattutto la nostra vongola verace con marchio DOP, la nostra cozza e anche la nostra vongola, che è un pregiatissimo mollusco che gli italiani impazziscono per i nostri molluschi.